per i poteri conferiti dalla modificatrice, consegno attestato alla memoria degli studi di Marco Innocente ai suoi genitori. Stringono tra le mani la pergamena che avrebbe dovuto ricevere loro figlio. I genitori di Marco Innocente, lo studente di 22 anni di Castelfranco Veneto, mancato improvvisamente a marzo di quest'anno, ritirano l'attestato alla memoria agli studi compiuti nel corso di laurea di scienze della formazione primaria dal figlio morto a causa di una meningite. Il ragazzo aveva sostenuto una ventina di esami ed era iscritto regolarmente al terzo anno del corso magistrale all'Università di Padova. Volevo ringraziare tutti quanti, tutti i compagni di corso, gli amici e tutti quelli che hanno partecipato oggi, scusate. Pensavo di festeggiare la laurea di Marco in maniera diversa, nel senso. E niente, ringrazio appunto voi, tutta l'Università di Padova. Niente, grazie comunque, grazie veramente, le vostre parole ci saranno veramente d'aiuto e di conforto. Sognava di diventare insegnante Marco. Compagni e professori lo ricordano sempre sorridente e motivato da una grande passione per i suoi studi. Come tutti noi, Marco aveva scelto di intraprendere un percorso per diventare insegnante, di agire sul presente per migliorare il futuro. Marco ha lasciato una traccia di sé, del suo essere, nel nostro gruppo e nei bambini che ha incontrato. A consegnare l'attestato alla memoria agli studi il prorettore alla didattica dell'Università di Padova, Marco Ferrante, che davanti a amici e familiari del giovane studente ha ricordato lo spirito di comunità che anima l'Ateneo Patavino. Noi siamo una comunità e quando qualcuno così prematuramente ci lascia è una perdita per tutti.